Benvenuti tifosi del Napoli. Se amate il Napoli con tutto il cuore, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato club. Guardiamo il video. Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Calciomercato l'originale, trasmessa da Sky, chiarendo il futuro del campione belga. Ecco le sue parole. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti per lavorare sugli ultimi dettagli del contratto. Nessun ostacolo, però, è solo questione di tempo. Il futuro del giocatore non può essere messo in discussione, visto che Kevin De Bruyne, giocatore della nazionale belga, indosserà la maglia azzurra la prossima stagione, ha sottolineato il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante il suo intervento televisivo. Nei prossimi giorni, quindi, l'accordo, mai messo in dubbio, potrebbe finalmente diventare ufficiale. Luca Marianucci, difensore che presto sarà un nuovo giocatore del Napoli, l'acquisto dall'Empoli è finalizzato, visite mediche domani, ha rilasciato un'intervista al sito web del giornalista Nicolò Schira, descrivendo le sue emozioni riguardo a questo trasferimento. Se dipendesse da me, inizierei il ritiro domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già concentrati sull'avventura che sta per iniziare. Da luglio giocherà con la squadra campione d'Italia in carica. Cosa prova? Sarà sicuramente una grande emozione. Sono orgoglioso che un club importante e di alto livello come il Napoli mi abbia contattato e voluto. Come è andata la trattativa? È successo tutto molto velocemente, come un fulmine a ciel sereno. Come ha festeggiato la notizia del suo trasferimento al Napoli? Ho invitato a cena tutti i miei amici e familiari. Volevo condividere un momento così speciale con le persone che mi sono sempre state vicine e mi hanno supportato in ogni occasione. Ha avuto modo di parlare con qualcuno dei suoi nuovi compagni di squadra? Dopo la partita al Maradona, ho parlato con Capitan Di Lorenzo e Politano, che mi hanno detto «Ci vediamo presto». Sono stati gentilissimi, mi hanno fatto sentire subito a mio agio e come uno di loro. Ora non vedo l'ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra. Com'è sapere di essere allenato da Antonio Conte? Non ho ancora avuto modo di parlargli, ma spero che possa unirsi a noi presto. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il mister. Con un allenatore del suo calibro avrò l'opportunità di crescere e imparare da ogni punto di vista. Il blu è di moda e potrebbe diventare il tuo colore preferito, unendo il Napoli alla nazionale. Indossare la maglia del Napoli, campione d'Italia, è già un grande traguardo. A livello personale, anche il blu della nazionale è uno dei miei obiettivi. Non sono mai stato convocato e raggiungerlo sarebbe come realizzare il sogno che avevo da bambino. E se vi dicessi che lo scudetto con il Napoli e la convocazione in Italia per il Mondiale dell'estate 2026 sono importanti? Firmerei. L'obiettivo è fare del mio meglio per aiutare la squadra a provare a vincere di nuovo lo scudetto. Infine, una curiosità. Manterrà anche il numero 35 a Napoli? Mi piacerebbe. A Empoli l'ho scelto un po' a caso. Era uno dei pochi numeri liberi e, l'anno prima, Baldanzi l'aveva sulle spalle. Direi che ci ha portato fortuna. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? È un buon giocatore per la nostra squadra? O no? Voglio sapere la vostra opinione nei commenti. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!